Triveneta non si vede la televisione. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, adesso parliamo della Grecia, colonia d'Europa, vittima della dittatura della finanza. Un po' un destino che potrebbe anche in un futuro, speriamo di no, interessare anche il nostro paese. Da più parti si era ventilata la possibilità. Allora, per avere diciamo così, il quadro aggiornato della situazione, c'è una questione finanziaria, c'è una questione invece della vita di tutti i giorni, di come vivono i greci. Filippo Maria Pontani è un conoscitore della Grecia, anche appunto di questi giorni. Che cosa sta succedendo? Perché se ne è parlato l'anno scorso, poi è tutto andato a finire un po' nel dimenticatoio, no? Siamo all'approvazione del terzo memorandum che è in discussione in Parlamento questo fine settimana, ci sono già state, ci saranno manifestazioni anche nel fine settimana, e questo memorandum, ad onta di quello che viene detto da un governo che non aveva promesso di non farne più e di cambiare completamente rotta, prevede una serie di cose che posso fare un breve elenco giusto per capire di che cosa stiamo parlando. I consumi del carburante sono crollati in Grecia del 77% nel corso della crisi, in quanto la tassa sul carburante sono aumentate del 40%, le sigarette verranno aumentate in questa legge da 20 centesimi a 1 euro a pacchetto, la tassa sulle proprietà immobiliari del 20%, l'IVA passa dal 23 al 24%, l'IVA su quindi tutto. Aumentano l'IVA, una tassa sulla circolazione stradale, sul gas naturale, una tassa sulla motorizzazione, sulla compravendita delle auto e sulla compravendita delle case, tassa di soggiorno di 1 euro a stella per albergo, cioè se un albergo ha 5 stelle sono 5 euro al giorno, una tassa, questo me l'hanno detto diversi amici greci, una tassa sulla comunicazione al cellulare. Le compagnie telefoniche sono state, che chiaramente poi si rifanno sui clienti, sono state gravate di una tassa sulle comunicazioni appunto telefoniche, tassa sul caffè di importazione, credo che manchi praticamente solo il macinato, poi abbiamo finito, l'abolizione per l'incentivo per le pensioni minime. Questa era la linea rossa che Tsipras aveva detto che non avrebbe mai toccato, e invece questo famoso ECAS, questo meccanismo che consente alle pensioni sociali, quelle bassissime, che sono molto diffuse in Grecia, che riguardano soprattutto le persone anziane chiaramente, insomma, e queste pensioni hanno un meccanismo per cui vengono un poco integrate, insomma, appunto, periodicamente. Questo è stato tolto, è stato azzerato, e soprattutto c'è la famosa tagliola, la famosa clausola di salvaguardia, cosa che anche noi conosciamo, per cui di fatto allo stato di quello che viene approvato, in approvazione domani verrà sicuramente approvato, anche se per pochi voti, se per 10 anni la Grecia non avrà ogni anno un aumento del PIL del 3,5%, quello che non funzionerà in questo rapporto verrà, cioè quello che mancherà verrà ottenuto tramite taglio a salari e pensioni. È una situazione che, cioè, insomma, se uno pensa un decimo di queste cose in Italia, naturalmente la cosa è accompagnata però, e chiudo qui l'altro aspetto della questione, è accompagnata dalla creazione finalmente di quello che era stato promesso all'Europa, insomma alla Troica, insomma, all'epoca dell'accordo di luglio 2015, cioè un'agenzia per la valorizzazione o privatizzazione del patrimonio. Adesso è singolare perché Syriza, il partito di governo, che è sempre stato fieramente avverso alle privatizzazioni, adesso si balocca delle distinzioni terminologiche fra valorizzazione e privatizzazione dei beni. Di fatto si crea quello che succede comunque, che si crea un'agenzia con un consiglio di 5 membri, di cui 2 sono nominati dalle istituzioni europee e 3 sono greci, avrà sede ad Atene, ma attenzione, questa agenzia non può prendere nessuna decisione con una maggioranza minore di 4, quindi di fatto se l'Europa non vuole, i greci non hanno alcuna autonomia decisionale. Questa agenzia incamera una parte cospicua del patrimonio pubblico, spiagge, litorali, boschi, riserve, porti, aeroporti, per 99 anni, ha una concessione di 99 anni e è incaricata di mettere a profitto questi beni. Insomma, viene data in gestione sostanzialmente, possiamo dire così? Il paese viene dato in gestione con un voto vincolante dell'Europa, quindi cioè si perde completamente la sovranità. Quello che si incamera, il 50% si dice sulla carta finirà per il debito e il 50% per un fantomatico sviluppo
queste condizioni, mi domando quale sviluppo possa esserci. E naturalmente, chiudo veramente l'ultima cosa, naturalmente tutto questo si fa, e Zacalotto, il ministro della Finanza, lo dichiara apertamente, si fa nella speranza che il 24 di maggio ci sia un'apertura sul debito. Sul debito, certo. Adesso sentiremo. Adesso intanto vediamo invece, perché in questi giorni, nei giorni scorsi, ma anche negli ultimi giorni, ci sono stati scontri e manifestazioni in piazza. Sentiamo questo servizio. Migliaia di persone hanno manifestato nel corso di tutta la domenica ad Atene contro la riforma delle pensioni, addirittura d'arrivo in Parlamento. Scontri si sono verificati in serata tra gruppi di dimostranti e forze dell'ordine. Negli ultimi giorni le proteste di piazza si sono moltiplicate contro le nuove misure che prevedono un aumento dei contributi previdenziali e delle tasse. Le riforme chieste dai creditori ad Atene per sbloccare la seconda tranche del piano di aiuti internazionali sono in discussione in aula in queste ore, alla vigilia dell'incontro dell'Eurogruppo. Il premier Alexis Tsipras ha difeso le misure che secondo il governo creeranno un sistema più equo, ponendo fine a decenni di favoritismi. Ecco, molto sintetico, ma che poi in parte ripercorre quello che diceva il professor Pontani. Professor Greco, io dicevo qua il paese viene dato in gestione, è così? Allora, due osservazioni. La prima è che il paese è stato dato in gestione nel 2010, cioè primo elemento, i greci ovviamente hanno, i governi greci, i governanti, quindi non... hanno le loro responsabilità. Hanno delle fortissime responsabilità, perché ci sono stati praticamente 10 anni di trucco sistematico sui conti pubblici, certo. Ma di consistente, cioè non stiamo parlando di una cosa così, insomma, stiamo parlando di differenze importanti. Poi qui bisognerebbe argomentare se i soggetti finanziari internazionali, non dico quelli pubblici ma quelli privati, non sapessero o se addirittura non avessero favorito questo tipo di operazioni. Probabilmente lo avevano fatto e infatti probabilmente la Grecia avrebbe avuto una via d'uscita se avesse fatto la faccia feroce nel 2010. Comunque questo è un altro paio di maniche. Nel 2010 queste idee qui, che oggi diventano teoricamente realtà, poi però volevo aggiungere quello che sta succedendo veramente adesso, perché poi in piazza stanno succedendo queste cose drammatiche, ma qualcosa sta cambiando anche a livello istituzionale internazionale. Nel 2010 ci fu quest'idea, secondo me scellerata, ma per una ragione non, anche se siamo cinici e non ci interessa dei greci, dice, beh, questi sono molto indebitati, adesso li facciamo privatizzare tutto. E siccome per ragioni, diciamo, di ufficio, ogni tanto qualche persona che conosco nelle istituzioni ogni tanto ti chiede un parere su qualche cosa che stanno predisponendo, dice, guarda, i tedeschi ci hanno passato sta cosa, tu che ne pensi? Che era questa storia dell'agenzia delle privatizzazioni. Ha detto, guarda, non c'è nessun paese al mondo che ha risanato il debito pubblico di quelle dimensioni, cioè 150% del prodotto interno lordo, privatizzando, per una ragione banale, perché comunque gli asset pubblici, il patrimonio pubblico, in parte sono beni che hanno un valore di mercato rilevante, eccetera, ma in parte sono beni pubblici perché o accettiamo lo scempio, quindi non so, prendo sulla spiaggia, faccio fare, oppure vendo le isole agli sceicchi arabi, cose di questo genere, che però poi vuol dire togliere la possibilità di avere per esempio uno sviluppo di tipo turistico. Oppure sono cose che non rendono nulla, cioè una foresta sulle montagne della Grecia. Probabilmente sono molto più importanti, la possiamo distruggere e in realtà si sta distruggendo perché la gente, non avendo più come riscaldarsi, sta tagliando un po' tutti gli alberi. Intorno ad Atene mi dicono, adesso io non so, che diciamo ci sia poca vegetazione. I punti nevralgici invece il Pireo piuttosto che gli aeroporti sono già però a questo punto, e questi sono già stati, hanno una certa redditività eccetera, quindi sono già stati. Quindi qui c'è anche gli aeroporti i tedeschi. C'è anche un po' una malafede, nel senso che comunque si è colta l'occasione, questa è stata una visione di corto periodo dei paesi dell'Unione Europea,
una visione di cortissimo periodo dell'Italia che ha guardato dall'altra parte quando succedevano queste cose. Questa è una responsabilità politica e purtroppo multipartisan, nel senso che si sono succeduti diversi governi, dove non si capiva che quello che succedeva alla Grecia non può succedere a noi. Poi se volete vi spiego perché, perché in realtà la situazione... Dopo ce lo dice perché non succederà. Sicuramente dava un po' l'impressione di quello che sarebbe successo in generale sulla gestione della crisi. Quindi nel 2010 era già chiaro che l'impostazione di politica economica europea era sbagliata, ed era sbagliata per un motivo contingente. La Merkel sapeva che bisognava metterci le mani a febbraio del 2010, ma c'aveva le elezioni regionali a maggio del 2010, quindi io dice prima delle maggio del 2010 non posso fare nulla, e nel frattempo la situazione si è incancrenita. Oggi, arriviamo all'oggi, il dato di oggi qual è? Che il 6 maggio di quest'anno, un paio di settimane fa, cioè 10 giorni fa, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che così non funziona, punto. E ha proposto una lettera, ha detto guardate, qui dobbiamo rivedere tutto. Rivedere tutto significa 3,5 non lo faranno mai. 3,5 di surplus in un paese che decresce è impossibile, cioè non è una questione di... Certo, è una proposta. Questi lo approvano, però il Parlamento approvano questo. Sì, ma intanto il Fondo Monetario ha detto, no, questo è un punto importante, il Fondo Monetario ha detto noi in un piano non credibile non mettiamo più soldi. Attenzione, il Fondo Monetario aveva responsabilità di livello inferiore, quindi adesso sta parlando il dirigente massimo che è Christine Lagarde, a livello inferiore aveva avuto gravi responsabilità perché aveva sostanzialmente caldeggiato la linea tedesca. Però nel brutto il buono qual è? Che qualcuno a livello istituzionale finalmente ha detto il re è nudo, signori, la Grecia o gli rineghiamo una parte del debito, diciamo vabbè non ce lo pagate più perché non si può, oppure non va avanti. Questo lo ha messo nero su bianco il Fondo Monetario Internazionale, che non è diciamo un'istituzione di secondo piano. Dato terza considerazione su questo, questa però è la certificazione politica internazionale dell'incapacità politico-istituzionale economica dell'Europa. Certo. Cioè qui sta arrivando il commissariamento del commissario, perché il commissario ha detto io soldi a voi non ve ne do più. Cioè ha detto il Fondo Monetario ha detto soldi in un progetto che non ha credibilità non ne metto più, e la Grecia non riesce a fare 3,5%, il massimo che può fare secondo i nostri conti è 1,5%, dopo si devono fare le riforme, le cose, ma che servono a far crescere meglio il paese. È stato chiarito, è stato chiarissimo. Certo è che il problema che nel caso dal mio punto di vista non c'è comunque la volontà di cambiare le cose della Grecia. La Grecia fa comodo che stia così, che resti come un paziente in coma. Fa come nelle classi, gli aiuti, allora adesso vedremo poi i numeri magari degli aiuti, ma sappiamo benissimo che queste tranche di iniezioni di miliardi di euro che arrivano vanno, glieli mostrano, se li portano indietro, servono a pagare gli interessi, una parte del debito. Mi posso sbagliare, ma secondo me questo gioco non dura più, perché se ma infatti è il Fondo Monetario Internazionale che propone infatti di tagliare il debito. Perché intanto abbiamo 5 anni di esperienza in cui si è visto che non è successo, è tutto peggiorato, quindi voglio dire, insomma, un paese che perde il 25, il 30% del prodotto interno lordo. Certo, Berti. Guardi, allora, oltre che sottoscrivere quanto è stato detto fino adesso, stavo leggendo appunto i dati molto interessanti che riportate. Sì, sono del 2015, ma comunque dà un'idea di quelle che sono le esposizioni. Gli ordini di grandezza, 322 miliardi di euro di debito, che ricordiamoci, parliamo di 16 milioni di persone circa, se vado a memoria, dei greci, che vuole dire grosso modo che nell'area della Ruhr tedesca, mettendo assieme Bonn e magari qualche città attorno limitrofa, viene ampiamente e magari anche superato, perché sono regioni molto numerose. Quindi non è una questione di dire è una parte enorme dell'Europa con un indotto impossibile da risollevare, è una volontà politica. È una volontà politica dove è arrivata la Troika, ha detto tranquilli, mettiamo a posto noi la situazione, i greci hanno fatto un po' di confusione, hanno detto che avrebbero votato no al referendum, il famoso Oxy, e poi invece hanno seguito quello che si doveva fare. Il risultato è stata seguita la lettera, la cura europea, e oggi siamo al punto di partenza di 5 anni fa. Quindi è una storia che si continua a ripetere, ma dove non vediamo un'uscita, perché appunto le istituzioni europee, nonostante diano delle
chiarissime regole da seguire, queste vengono seguite magari non pedissequamente, ma quantomeno viene seguita questa linea, volenti o nolenti, da parte dei governi che si sono succeduti. I risultati li vediamo purtroppo, non sta cambiando nulla. E quello che mi preoccupa a me personalmente è che appunto leggendo i dati di cui dietro leggo 322 miliardi, il debito non più di una settimana fa si parlava di 2.236 miliardi per l'Italia, 2.236 miliardi, cioè neanche se crescessimo, non so io, del 20% all'anno per i prossimi 50 anni, adesso non so, dico cifre ovviamente volutamente spropositate, ma neanche con una crescita verticale riusciremo mai a pagare questo. Allora bisogna guardarsi negli occhi, capire che parte del debito può essere saldato e cosa invece purtroppo è, usando un termine ai noi caro oggi nel tema bancario, è diventato un credito deteriorato e per questo irrecuperabile. Ma infatti è per quello che i numeri che vediamo nel grafico preoccupano, perché sono debiti che sono nelle pance. Ma noi parliamo di debiti enormi, chiedo scusa, di debiti enormi, che purtroppo questi sono i debiti strutturali delle istituzioni, quindi appunto in corpo, poi ricondivisi con altri stati, però è un debito, chiamiamolo sovrano, purtroppo. E a questo si va ad aggiungere le sofferenze creditizie che hanno gli istituti bancari, che sono gli stessi che dovrebbero dare l'effetto positivo al paese. Quindi se vai ad aggiungere un buco enorme e il sistema che dovrebbe riempire questo buco, dando modo di essere riempito con crescita, finanziando le imprese, e questo stesso sistema, che il sistema bancario implode su se stesso, capiamo che veramente la situazione è grave. Ma qui va fatta una manovra che non riguarda la Grecia o l'Italia, qui c'è una questione paneuropea da cui non ci si può esimere, e hanno pochi tedeschi da girarsi dall'altra parte e dire sì, ma non è un problema nostro. No, perché il problema l'abbiamo fatto seguendo le vostre regole. Certo. E poi la Grecia, scusatemi, la Germania ha la sua responsabilità in quello che è l'indebitamento. Le Landsbank tedesche sono state salvate dalla prima all'ultima senza battere ciglio, sono l'equivalente delle popolari nostre, e nessuno ha destato scalpore. Ricordiamo poi insomma, che la Germania ha venduto anche i sottomarini, i carri armati e quant'altro, insomma, con appalti miliardari. Professore Ermanno Casen, allora qui ci sono dei movimenti che insomma fanno pensare. Il comportamento delle banche, che sicuramente non è stato dei migliori, ci sono stati poi dei meccanismi che hanno permesso, diciamo, di come dire, arricchirsi a discapito del paese e di conseguenza poi della gente. Ma la Grecia in questo momento sta facendo da cavia. Se funziona con la Grecia la passeranno poi alla Spagna, all'Italia e via di seguito. Perché fa da cavia? E questa richiesta del PIL del 3% fa ridere. È come dire, non so, se tocchi il cielo con un dito ti faccio ricco. Grazie, non ne ho bisogno. Non ce la farò mai. Perché non può farcela? Perché la Grecia sta mantenendo economicamente la Germania. La Grecia è stata indebitata per i motivi che dicevi prima, certo. Carri armati, migliaia di carri armati. Pensate i greci cosa se ne fanno dei carri armati, che è l'unica cosa che potrebbe utilizzarlo per evitare gli sbarchi dei naufraghi, no? Ma chi attaccherà mai la Grecia se non la Germania? Hanno venduto, i tedeschi hanno venduto sommergibili, no? E hanno indebitato circa 10 milioni di greci, ma loro non lo sapevano neanche probabilmente, perché anche lì l'informazione è in mano a pochi, al punto tale che hanno creato un debito mostruoso. All'epoca della Merkel, non vorrei sbagliare e aiutatemi, mi pare che il debito fosse di 10 miliardi. Si parlava di un debito di questo genere. Oggi siamo arrivati a centinaia di miliardi, che comunque è poco rispetto al debito che ha l'Italia. Noi siamo molto più indebitati, perché se calcolo 12-11 milioni di greci hanno 300 e rotti milioni, noi siamo 60 milioni, moltiplico per 6 per 3 18, noi siamo molto più indebitati, no? Ma non lo so perché.
hanno incominciato dai greci perché i greci hanno questo carattere di sottomissione. Ricordo un colpo di Stato negli anni 70, no? Che fece inorridire il mondo, ma che passò tranquillamente, perché così si doveva fare. Allora, il problema qual è? L'indebitamento e come avviene questo indebitamento? Ti crea un debito, poi ti creo il PIL, perché incomincia a venderti i tuoi titoli di Stato e i tuoi titoli di Stato mediamente vanno dall'11 al 12% di interessi annuali. Cosa fanno le banche? Attenzione, questo meccanismo che spieghiamo per la Grecia lo fanno per l'Italia, per la Spagna, per tutti gli altri paesi che non hanno coraggio e capacità di difendersi. Le banche, e in particolare quelle tedesche, devono sostenere ovviamente i loro titoli di Stato, se no il PIL scenderebbe e il delta scenderebbe. Allora, quando la BCE regala alle banche, non solo italiane, spagnole, tedesche soprattutto, quantità di denaro, migliaia di miliardi e non si capisce a che titolo, queste devono investire sui titoli di Stato perché devo tenere l'economia in una certa maniera, ma i tedeschi hanno un interesse sui titoli di Stato talmente basso che corrisponde quasi agli interessi che comunque le banche tedesche, se comprassero titoli di Stato, dovrebbero pagare alla BCE che gli presta gratuitamente o quasi soldi, no? Quindi come fanno poi le banche a fare un business? Si fa il primo giro perché la banca ha una facoltà. Io, se ho denaro, posso investirlo in titoli di Stato, metterli a garanzia, mi viene riconosciuto il 90%, ricompro titoli di Stato, li rimetto a garanzia, mi ridanno il 90% del 90% e quindi vado avanti così fino all'esaurimento. Allora se a me arrivano 200 miliardi come è successo per l'Italia, in Germania compro titoli di Stato tedesco, altrimenti crollano. Ma immediatamente dopo il primo, secondo, terzo giro vado a comprare titoli di Stato dove? Dove rendono il 12%. Quindi, facendo in questa maniera, io posso tenere alta l'economia tedesca e contemporaneamente succhiare denaro da una Grecia che non è in grado di difendersi. E così è avvenuto per l'Italia. Allora, è uno schema che purtroppo non siamo riusciti a mettere in video. Facendo questa operazione di messa a garanzia dei titoli, nel giro di 10 giri, cioè andata e ritorno, noi abbiamo un interesse su 10 miliardi di euro, interessi per 3 miliardi 907 milioni di euro. Cioè vuol dire che il 40% se lo prende chi fa il giochino. Con quali soldi? Con soldi che la BCE ha prestato a titolo a quasi zero, addirittura adesso la BCE paga le banche purché si prendano i soldi, cosa mai vista al mondo, e quindi riescono ad avere un interesse mostruoso all'anno, cioè hanno il 40% all'anno. Mi sono fermato al 10° giro. Se andiamo avanti ancora, arriviamo a praticamente il 53% di interessi a fine anno. Poi è chiaro che gli interessi della Grecia sono così alti. La Grecia sta pagando, sostenendo l'economia delle banche tedesche. Ma chi è l'esattore? Si sono invertite le tendenze. L'esattore non è più la banca per conto dello Stato, ma è lo Stato per conto della banca. Mette le tasse perché deve pagare i propri interessi che sono diventati artificialmente mostruosi, no? Per restituirli alle banche. E qui ne abbiamo contezza nell'operazione che vediamo. Quei 215 miliardi torneranno tutti alle banche, vengono prestati denari alla Grecia perché la Grecia li restituisca alle banche che nel frattempo hanno maturato questi utili mostruosi, no? Che sono indecenti. Allora, parliamo della Grecia. L'Italia è arrivata al 6%.
Quindi la stessa operazione che dicevo prima era al 6%, per la Grecia sarebbe praticamente raddoppiata. Questo è il problema fondamentale. C'è un'Europa che il concetto di Europa è fondamentale, ma come è stata fatta è un'indecenza. Bene, dobbiamo andare in pubblicità, appena rientriamo allarghiamo l'intervento anche a Zuppardo, che deve ancora intervenire. Tra poco.